Taglio del nastro per il restaurato Terminal 109-110, ultimo tassello del piano di riqualificazione dell'area della stazione marittima. Fianco a fianco amministratori, operatori e quei politici chiamati a decidere sulle grandi navi in laguna. Se di giornata di festa dovrebbe trattarsi, solo strette di mano di circostanza tra il presidente della regione Luca Zaia e il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e il presidente di Venezia Terminal Passeggeri, la società che gestisce il terminal, Sandro Trevisanato. Sorrisi su cui getta ulteriore freddezza il sondaggio diffuso poche ore prima da Venezia Terminal Passeggeri, secondo cui la metà dei veneti è sostanzialmente favorevole al passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco e solo 27 veneti su 100 risultano fieramente contrari, un dato che contrasta con la sensazione diffusa anche sulla stampa estera. Quel dato indica come la minoranza rumorosa che si è fatta sentire e che ha portato un'opinione contraria alle grandi navi rimane però sempre una minoranza. Non solo, sempre il sondaggio precisa che il 78% dei veneti ritiene fondamentale la crocieristica per l'economia veneta, come ribadisce il presidente Zaia. Voglio essere colui che governa questo processo per portare fuori le grandi navi, ma voglio anche salvare fino in fondo il fatto che la crocieristica al terminal resti questo. Di parere opposto, come sempre, gli altri due grandi protagonisti, il sindaco Orsoni e il presidente del porto Paolo Costa. Gli studi scientifici poi sappiamo bene che possiamo anche, come dire, interpretarli in modi diversi. Il problema è quello dell'impatto di una certa dimensione di queste navi con una città che è stata realizzata e costruita per avere vascelli di legno di 50-60 metri. E in attesa di risposte dal governo, sole 2 settimane dalla riapertura della stagione crocieristica, ecco gli effetti di una grande nave in bacino San Marco, come testimonia questo video di U-Reporter. Questa è la nave, guarda che lavoro che fa. E dopo dicono che non fa danni, guarda che roba, guarda. Vedi? È MSC preziosa, guarda che roba. Hai visto? Il passaggio, secondo le immagini, solleverebbe materiale di deposito sul fondo della laguna.